Questo è un dosa spaghetti. Siccome le signore di oggi non sono particolarmente brave a dosare la pasta, i napoletani si sono inventati questo. Serve fondamentalmente per i turisti. Una persona, 2 persone, 3 persone, 4 persone. In realtà mi hanno confidato che da queste parti la misura numero 4 va bene per una persona soltanto. A Napoli la passione per il cibo è talmente intensa che è finita addirittura sulle cartoline. Questa è la pastiera, un tipico dolce napoletano, c'è anche la ricetta e in realtà qualche piccolo segreto su come prepararla. Poi, naturalmente, una classica pizza. Metterci un hamburger, questo lo dico per gli americani, sarebbe veramente complicato su una cartolina. Ci sono veramente di tutti i tipi e sono tutte quante molto belle e molto interessanti. Poi in realtà fondamentalmente ci sono delle belle vedute di Napoli come queste, anche se nell'angolo in realtà c'è un altro programma. Come vi ho raccontato, a Napoli c'è sempre un antagonismo tra 2 piatti che sembrano uguali ma che hanno profonde differenze. Jenny ci sta mostrando, grazie per questo, Pulcinella con la pizza margherita, quella che tutto il mondo conosce come la pizza classica tradizionale, e con l'antagonista, la pizza fritta. Tra poco quella vetrina sarà piena di cose da mangiare e noi ovviamente da Di Matteo entriamo per voi per assaggiare un po' di specialità particolari e in particolar modo ci sarà l'opportunità di assaggiare la pizza, quella margherita e quella fritta. Sembra che ci sia una grande confusione, in realtà è tutto organizzato. Siamo in una delle pizzerie più storiche del centro di Napoli, da Di Matteo. Pensate, 1936, l'anno di fondazione. Qui è venuto a mangiare la pizza, giusto per intenderci, addirittura Bill Clinton, quando c'è stato il G8 a Napoli nel 94. Da queste parti la pizza è una vera tradizione ed è un must, ovviamente nella versione margherita, che tutto il mondo conosce, rotonda, con il cornicione alto, con la mozzarella e il basilico e con la salsa di pomodoro. Ma a Napoli lo avete imparato, esiste sempre un antagonista e contro la margherita si schiera la pizza fritta, un ripieno assolutamente straordinario che può essere realizzato in varie versioni, anche se quella tradizionale è la pizza fritta con cicoli e ricotta. Ok. Ma qui sono famosissimi anche per le fritture. C'è un banco bello pieno, vediamo se mi danno almeno un croquet che in realtà nella versione piccola si chiama panzarotto da queste parti. Posso avere un croquet? Da mangiare caldo e croccante. Boston, Massachusetts. Oh, they like everything. A me piace pasta fagioli. Gnocchi e sorrentina. Io ho un grande polipetto alla Luciana, tipico napoletano, con pomodorini e olive nere. Buon appetito! Io melanzane alla scarpone con pomodorini. Buonissimo. Con la carne trita gli americani hanno inventato gli hamburger e hanno colonizzato tutto il mondo. I napoletani invece ci fanno le polpette, sia al sugo che fritte. E c'è un'amica di Old Italian Food che le cucina alla perfezione qui a Napoli. La signora Rita, da 40 anni, passa le sue giornate ai fornelli a preparare tantissime cose buone. L'andiamo a trovare nella sua osteria mediterranea. Eccoci qua nel regno della signora Rita, scopriamo che cosa ha preparato oggi per noi. Abbiamo fatto pasta e ceci, poi abbiamo fatto uno scarpariello. Ah, lo scarpariello, un antichissimo piatto napoletano molto famoso. Ma come si prepara, signora? Lo scarpariello lo faccio alle olio, un po' di peperoncino e pomodori, tutti i pomodori freschi. Pecorino e parmigiano. Signora, tutto buonissimo, però io sono venuto qua per assaggiare le sue famosissime polpette. Come si preparano? Qual è la ricetta? Aglietto, prezzemolo, uova, parmigiano, un po' di pecorino e un po' di pane. Cotta tantissimo, ma è buonissima. Complimenti, signora. Mi fa un cartoccio? Me le porto?